Il Matera, dopo la bella prestazione interna offerta domenica scorsa contro la capolista Jesina, domani incontrerà in campo esterno il Monopoli, l'altra testa di serie del girone, per la 11ª giornata del turno di ritorno. Un derby molto importante per i pugliesi, più che mai in corsa per la promozione alla Serie C1. Per la compagine materana, costantemente perseguitata dalla sfortuna sin dal finale del girone di andata, il derby Appolo-Lucano potrà rappresentare un'ulteriore occasione per dimostrare le proprie capacità e che il periodo di difficoltà in cui la squadra si è trovata negli ultimi tempi appartiene definitivamente al passato. Contro la Jesina i biancazzurri, malgrado informazioni largamente rimaneggiate, riuscirono ad esprimersi in maniera eccezionale sotto ogni aspetto. Mancò solo il gol a coronare la netta superiorità espressa dagli uomini di Giannattasio, un gol più volte cercato e che solo i legni della porta e le parate dell'ex Casiraghi hanno consentito ai marchigiani di lasciare imbattuti il 21 settembre. Domani contro il Monopoli il tecnico materano potrà utilizzare De Canio e Ghedin, che hanno scontato i turni di squalifica, per cui i lucani si presenteranno con una formazione più completa rispetto a domenica scorsa. La formazione potrebbe essere la seguente: Mattarollo, Chiricallo, De Canio, Ruffelli, Ghedin, Di Venere, Incarbona, Sassanelli, Apuzzo, Pavese e Piochi. L'incontro Monopoli-Matera sarà diretto dall'arbitro Di Cola di Avezzano. Tra gli incontri della 11ª di ritorno da rilevare Cattolica-Giulianova. Le due squadre occupano rispettivamente il quinto e terzo posto con 30 e 33 punti e l'altro derby Appolo-Lucano tra il Potenza ed il Martina Franca. Alza sulla traversa. Al 73esimo De Canio prova il tiro dalla lunga distanza, De Lipizzi gli si oppone con bravura. Al 74esimo il Matera beneficia di un calcio di punizione per un fallo di Terracenere ai danni di Piochi. Tira Pavese a cercare Ghedin che incorna con tempestività e precisione, ma ancora una volta il portiere pugliese sfodera un pezzo di bravura neutralizzando. A 6 minuti dal termine Mariano fa l'ultima strenna al Matera, l'attaccante biancoverde agevolato da uno scivolone di La Palma è di nuovo solo davanti a Mattarollo. Sugli spalti si teme il peggio, ma Mariano non si smentisce e sparacchia fuori malamente. 0-0 e tutti negli spogliatoi dove ognuno avrà qualcosa da recriminare, ma in fondo il risultato è giusto così. Mister Russo, Mariano da una parte e Pini dall'altra hanno fatto gara a sbagliare i gol. È stata la partita degli errori? No, è stata una bella partita principalmente. Poi gli errori nel calcio ci stanno e oggi li hanno commessi sia Angelo che Pini, però a prescindere dall'errore c'è alla base una prova di tutto rispetto, una prova grossissima, in particolar modo da parte del mio centravanti. Oggi sarà stato sfortunato a non concludere, lo farà con maggiore determinazione domenica prossima o le altre che verranno. Lo sa che il Giulianova ha vinto 2-1? Ma era scontato che il Giulianova fosse di una caratura superiore al Cattolica, quindi ci sta tutto quanto il risultato. Poi oltretutto un alternarsi nell'alta classifica è prevedibilissimo considerando quell'equilibrio che esiste, e in particolar modo di queste 4-5 squadre che vengono annoverate come squadre che possono avere la soddisfazione della vittoria. Secondo lei, tra Giulianova, Monopoli, Matera, Forlì e Iesi, qual è la più forte? Ma io le pongo tutte quante sullo stesso piano. L'ho fatto all'inizio del campionato e lo ribadisco anche adesso. Tornando alla partita di oggi, un suo giudizio sul Matera? Ma il Matera è una compagine di tutto rispetto, una compagine che è stata allestita in tutto l'organico per condurre un campionato di soddisfazione e quindi di alta classifica. Lo sapevamo, lo sappiamo tutti quanti ed è un pochettino difficile giocare contro queste squadre, particolarmente quando giocano in casa, per la loro determinazione, per la loro voglia di vincere. Noi siamo venuti fuori a testa alta perché anche noi avevamo una mentalità vincente che non è solo di oggi, ma è perché ce la siamo imposta quasi sempre fuori casa.
Il primo a sbagliare è stato Pini. Se avesse fatto centro Pini, sareste stato in grado di recuperare? Io penso di sì, ma questo è sempre il senno di poi. Dico di sì in quanto credo nella mentalità vincente dei miei ragazzi e di conseguenza ci sarebbe stata una reazione positiva. Diego Giannattaso, alla luce di quanto è successo in campo, occasioni sbagliate dall'una e dall'altra parte, secondo te è giusto il risultato? Ecco, il risultato secondo me è giustissimo perché diciamo che le occasioni da gol si sono equivalse, le occasioni sono state tante per noi e tante per il Monopoli e quindi come risultato diciamo che non fa una grinza, penso anzi che abbia anche tenuto sulle spine, diciamo, non dico divertito perché il pubblico nostro probabilmente avrà sofferto tanto come ho sofferto io, come hanno sofferto i ragazzi, però penso che è stata una partita piacevole, diciamo, almeno sul lato emozioni. Solo, ripeto, il grande rammarico è che in questa squadra mancava Sassanelli e non voglio che sia un attenuante assolutamente, perché anche così, giocando così, abbiamo avuto le nostre buone occasioni, concedendo invece al Monopoli, che non ne aveva certamente bisogno, delle occasioni gol favolose proprio su errori grossolani nostri. Il secondo tempo è stato senz'altro migliore del primo per quanto riguarda il gioco del Matera, ma negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto l'impressione che le due squadre si accontentassero del pareggio. Ma il primo tempo abbiamo fatto almeno 20 minuti discreti e in effetti in quei 20 minuti abbiamo avuto due grosse occasioni e qualche altra mancata per un pelo, così come ultimo passaggio, come uno stop sbagliato, eccetera. Il secondo tempo ho rivisto la squadra che voglio vedere, che mi piace, che gioca come voglio io, anche, ripeto, se con certe deficienze sul piano movimento, sul piano passaggi sbagliati, eccetera. Però gli ultimi 10 minuti non direi neanche, forse anche meno, da quando, perché abbiamo attaccato 35-40 minuti, abbiamo attaccato sempre noi, c'è stata solamente un'occasione su una palla innocua, la palla è scivolato consentendo a Mariano di arrivare in porta e meno male che ha calciato fuori. Ecco, forse lì, gli ultimi 5-6 minuti, allora penso ci sia stato un certo ragionamento, non dico così a livello inconscio, ci sia stata una certa preoccupazione di mantenere la partita alla fine sullo 0-0. Questa sera c'è solo il Giulianova in testa alla classifica, avendo vinto la sua gara per 2-1. Come vedi il prosieguo di questo campionato? Ma è un campionato molto bello secondo me, proprio perché è livellato, perché ci sono quelle 4-5 squadre che possono dire benissimo la loro. Noi dalla partita col Ravenna avevamo un bel tour de force che stiamo cercando di far finire nella maniera migliore. Domenica incontreremo la Maceratese e Giulianova va a Monopoli e quindi c'è un'altra grossa battaglia e poi andremo noi a Giulianova. Quindi non dico che si deciderà qui il campionato assolutamente perché c'è tutto il girone di ritorno, ci sono le altre partite che contano e come, però logicamente la squadra che riuscirà a staccarsi da questo trittico di partite senz'altro potrà dire qualche cosa di più. Diego, in telecronaca erroneamente io ho detto questo è uno spareggio per la C1. Fino a quando ho sbagliato? Ma guarda, in Coppa Italia andammo a giocare a Monopoli, perdemmo 2-1 e ricevemmo un sacco di complimenti. A una televisione locale io, così, un po' per battuta, un po' per scaramanzia, un po' per convincimento, parlai di, quando mi chiesero chi avrebbe vinto il campionato, parlai proprio di Monopoli e Matera. Io mi auguro di essere stato un buon profeta a suo tempo, perché le possibilità ci sono. Mi auguro solamente che qualche ragazzo che sta un pochettino sottotono riesca a riprendersi in una maniera migliore per disputare il proseguo del campionato ad alti livelli. Poi volevo dire un'ultima cosa, tu non mi fai la domanda, io me la faccio da solo. Niente, volevo ringraziare questo pubblico che oggi è stato veramente meraviglioso, anche se in certi momenti proprio veramente ha rischiato qualche malanno, però ci ha sorretti per tutto l'incontro, sono stati veramente eccezionali e li ringrazio a nome anche di tutta la squadra.